Bentrovati in questo ultimo appuntamento di Sardinia Tourist Call to Action. In questa puntata dello speciale parleremo ancora di come vendere, approfondiremo di quali sono le piattaforme, le tecnologie che possono migliorare le nostre performance nella vendita. L'argomento come vendere è stato affrontato nell'ultima conferenza che si è realizzata nell'aeroporto Olbia Costa Smeralda e quindi in quella data abbiamo invitato alla tavola rotonda esperti che hanno parlato di come vendere di più, come avere più margine, come utilizzare il co-marketing e il co-branding, come creare valore e come vendere online. Ne parliamo oggi con gli ospiti e quindi grazie all'assessorato regionale del turismo, Enit e Tourism Plus, partner scientifici di questo progetto ideato dalla GEASR e portato avanti per 6 edizioni. In questa sesta edizione di Sardinia Tourism Call to Action del 2022 abbiamo parlato di come comunicare, come analizzare i dati, come innovare e oggi quindi concludiamo con come vendere. Siamo con Donato Ala Giordano, fondatore e ideatore di Sardinia Food Awards. È un premio, un Oscar, che va non in direzione del prodotto ma dell'azienda. Hai avuto quest'idea per uscire un pochino dallo schema, ma realmente qual era la tua intenzione? Durante un periodo in cui stavamo cercando di capire a livello di comunicazione quello che voleva fare la nostra società, abbiamo fatto un piccolo esame. Ci siamo resi conto che l'agroalimentare, che per la Sardegna insieme al turismo è la parte più importante, no? Ci siamo resi conto che vedevamo tantissimi concorsi sui prodotti. Quindi venivano premiati i migliori vini, i migliori pani, però non c'era un qualcosa che premiasse il lavoro dell'azienda. E quindi abbiamo detto: perché non facciamo gli awards dedicati alle aziende di eccellenza agroalimentare di circa 10-12 categorie? E così è nata l'idea di poter mettere su un premio che potesse dare visibilità alle aziende agroalimentari, mettersi in gioco, quindi concorrendo non tanto con il prodotto ma come azienda. Mettersi in gioco e potersi conoscere tra di loro. Quindi, cosa succede quando un'azienda vince un premio? Cioè, qual è l'attribuzione più importante che in qualche modo lo rende più conosciuto e quindi più apprezzabile dal mercato? I Sardinia Food Awards, diciamo quello che rende più orgogliose le aziende è questo famoso bollino di eccellenza, cioè un bollino dove viene identificato all'interno che questa azienda è un'azienda di eccellenza. Loro lo applicano sul packaging, nei loro social, lo promuovono attraverso i media. Questo fa capire che il lavoro che stanno facendo li sta portando a far crescere i propri prodotti. Considera che nel 2022 abbiamo avuto 297 aziende iscritte e ne sono state premiate circa 90. Quindi è una selezione molto dura, che però stimola anche quelli che rimangono fuori poi a partecipare anche agli anni successivi. Ne abbiamo tantissime aziende che si ripropongono, proprio perché questo forse li stimola a migliorare il proprio prodotto. E questo ci ha reso orgogliosi di questo progetto e, come sai e come dicevamo, ci ha portato anche in altre 5 regioni oltre alla Sardegna. Infatti, quali sono le altre regioni dove tu fai Toscana, questo progetto? Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Puglia. Sono queste le 6 regioni che sono cresciute in questi 5 anni consecutivamente di anno in anno. Siamo con il secondo ospite di questo speciale, Carlo Gallino, fondatore di MyComp. E tu, oltre ad assicurare una presenza negli alberghi, ovviamente parti da lontano, cioè aiuti le aziende a riempire i loro alberghi. Come lo fate? Noi diciamo che partiamo dalla presenza online dell'albergo, cioè ci preoccupiamo di curare tutti gli aspetti relativi alla comunicazione e al marketing online, nonché agli strumenti tecnologici necessari alla finalizzazione della prenotazione, perché dobbiamo farci trovare, ma dobbiamo anche catturarlo, che sono 2 aspetti positivi, dobbiamo portarlo a casa, nelle modalità in cui ha deciso il cliente, per cui se vuole prenotare online da solo, fa da solo, se mi vuole telefonare mi deve telefonare, se mi vuole mandare una mail mi manda una mail. L'importante è rispondere alle sollecitazioni e portarlo a casa. Come fa a trovarti un cliente?
Questa è una bellissima domanda. Ci sono diversi modi, ci sono modi naturali e modi a pagamento. I modi naturali dipendono dal brand, dalla mia capacità di affrontare la tecnologia tipo posizionamento sui motori di ricerca, e quello è mestiere, ok? Anche il brand è mestiere, marketing. L'altra modalità è a pagando, e quindi io pago. È come se io avessi il motore di una barca, no? Quando in una barca a vela io posso andare a vela col vento, ma devo saperci andare. Però quando non c'è vento accendo il motore e il motore mi spinge la barca. Allo stesso modo porta la pubblicità online, porta i potenziali clienti all'albergo e di conseguenza porta le prenotazioni. La tua è una piattaforma che diciamo, aiuta gli imprenditori a riconoscere un determinato mercato anche. E quindi come è cambiato nell'ultimo periodo questo approccio al mercato? È cambiato negli ultimi anni, è stato sconvolto dal Covid, quindi gli anni del Covid è stato uno stravolgimento del mercato, cioè ci si è trovati in una situazione in cui per esempio le OTA sono sparite, in periodi di Covid le OTA sono quasi sparite, tutti gli alberghi avevano prenotazioni quasi esclusivamente dirette. Quest'anno in qualche modo post-Covid sono ritornate anche le OTA che hanno ripreso a investire, hanno ripreso una percentuale intorno al 30% del fatturato, però gli alberghi sono cresciuti moltissimo, ma sono cresciuti negli ultimi 10 anni. Noi negli ultimi 10 anni abbiamo aiutato centinaia di alberghi a guadagnare quote di mercato di prenotazioni dirette e di conseguenza anche marginalità, perché vuol dire commissioni non pagate agli intermediari. Come pagano i vostri clienti? I nostri clienti pagano a seconda di quello che comprano, la tecnologia la pagano con un canone d'anno. Noi facciamo contratti annuali perché se il cliente non si trova bene l'anno dopo è in grado di cambiare, ma non cambia quasi mai nessuno, per fortuna. E poi invece i servizi li pagano a consulenza e quindi a seconda del servizio si paga in funzione del lavoro che dobbiamo svolgere. Durante la stagione invernale che cosa fate per implementare l'incoming? Bella domanda. Diciamo che il problema del prodotto è un problema strutturale, quindi noi non siamo in grado di creare prodotto laddove non c'è il prodotto. Okay? Noi possiamo aiutare i clienti a identificare delle nicchie di potenzialità. Okay? Per cui io ho clienti per esempio termali che lavorano benissimo, anzi lavorano molto meglio durante l'inverno rispetto all'estate. Perché? Perché quel tipo di prodotto è un prodotto che si adatta bene alla bassa stagione. E infatti sono sempre saturi. Okay? Ma se il prodotto non è un prodotto adatto al mercato, possiamo destagionalizzare quanto vogliamo, ma se non c'è la domanda non c'è la domanda. Quindi il vero problema è come creo la domanda e quindi come creo il prodotto che abbia una domanda. Questo è un aspetto che va affrontato a livello di istituzioni, a livello di operatori del settore, a livello di sistema dei trasporti. È un problema sistemico che va affrontato in prospettiva. Sono con Andrea Assini, responsabile della piattaforma e-commerce carasardegna.it. Ad Andrea voglio chiedere, con Cara Sardegna tu cosa fai? All'interno degli aeroporti di Olbia e Alghero abbiamo 5 punti vendita, 4 a Olbia e 1 ad Alghero. Cosa facciamo? All'interno di questi 5 punti vendita commercializziamo prodotti tipici sardi. Riusciamo a registrare circa 300.000 clienti l'anno. A questi 300.000 clienti noi diamo un valore che ci permette di poter destagionalizzare, diciamo, le vendite attraverso la nostra piattaforma e-commerce carasardegna.it. Questo valore è generato da un coupon, una brochure che noi diamo a tutti i clienti che entrano all'interno dei punti vendita, e questo coupon e questa brochure la possono utilizzare per l'acquisto dei prodotti tipici sardi anche all'interno della piattaforma carasardegna.it nell'arco dell'anno, chiaramente. Quali sono i prodotti che ultimamente stanno conquistando il consumatore? Ma sicuramente nell'arco dell'anno il vino la fa da padrone, poi chiaramente nei periodi novembre-dicembre, quindi pre-natalizi, la tendenza cambia, quindi si vendono moltissimi dolci, panettoni, liquori, però direi fatto 100 nell'arco dell'anno il vino. È il prodotto che spediamo più importante. Quali sono i mercati ai quali vi rivolgete? Quindi dove potete arrivare con spedizioni dall'aeroporto di Olbia? Chiaramente il primo è l'Italia. Per quanto riguarda l'Europa sono la Francia, la Germania e i Paesi Bassi. Il resto del mondo possiamo spedire in tutte le parti del mondo senza problemi. Che cosa è successo nell'ultimo periodo? Avete cambiato la piattaforma e avete conquistato altri produttori con un format completamente diverso. Avete introdotto un marketplace. Che cosa significa? Carasardegna.it è nato nel 2005
si è sviluppato fino al 2022 attraverso la modalità di vendita e-commerce, cioè spedizione diretta dalla nostra sede verso il cliente finale. Dal 2022 abbiamo innestato un nuovo strumento di vendita attraverso la piattaforma Marketplace, che convive all'interno del sito internet Cara Sardegna. Per capirci, se ci mettiamo nei panni di un cliente finale, questo può acquistare in un'unica soluzione i prodotti Cara Sardegna che spediamo noi dalla sede logistica di Olbia, ma allo stesso tempo nella stessa soluzione può acquistare dei prodotti che vengono spediti dai fornitori che hanno aderito al progetto Marketplace. Grazie Andrea Assini e adesso diamo la parola agli studenti che hanno partecipato alla conferenza del 14 dicembre. Sono con Erika Azzena dell'Istituto Panetta, della quinta classe di Marketing e Finanza. Voi avete fatto un'analisi SWOT del Nord Sardegna sui punti di forza e di debolezza. Ci vuoi elencare, fare due punti solo per l'uno e per l'altro? Certo, i punti di forza: abbiamo molti bollini blu per le spiagge. Innanzitutto siamo la meta turistica dei giovani, questi sono i principali punti di forza della Sardegna, certo siamo conosciuti per questo. I punti di debolezza sono assolutamente i trasporti e il non poter fare molte esperienze oltre il mare. Ok. Per valorizzare i punti di forza, avete avuto un'idea su come agire? Io personalmente avevo pensato a un'app, un sito web dove in base alle proprie personali ai propri personali gusti scegli la tua esperienza, nel senso: mi piacciono le moto, ok, vicino a te hai 2 escursioni in quad in montagna, ne hai una al mare, ti piacciono i cavalli? Hai un maneggio qui a fianco, ti piace andare in bicicletta? Hai una pista ciclabile a 2 chilometri da te. Questo è un buon metodo per valorizzare le proprie esperienze. Perfetto, grazie Erika. Questo era l'ultimo appuntamento dello speciale Sardinia Tourism Call to Action. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti. Abbiamo cominciato a settembre con 4 appuntamenti, abbiamo analizzato la destinazione Sardegna sotto ogni profilo, ma soprattutto abbiamo consentito ai nostri partecipanti di acquisire management e strumenti per migliorare il nostro prodotto. Arrivederci a tutti.